cisterna per salvare il collega. Una telecamera ha ripreso gli attimi della tragedia in cui ha perso la vita Marco Bettolini. Per la procura non avrebbero dovuto trovarsi nell'autoclave. Nei prossimi giorni l'autopsia, in arrivo gli avvisi di garanzia per i vertici societari. Perché Alberto sia entrato nella cisterna resta un mistero, dicono gli avvocati dell'azienda sull'azione del 31enne che ha innescato la tragedia in cui è morto il collega. Forse ha pensato ad un guasto da sistemare la ricostruzione del dramma. Da San Polo a Bassano il coro unanime di amici e conoscenti. Marco è morto da eroe, dice commosso uno dei suoi colleghi. Per me era un fratello, intanto il 31enne di Cordignano resta in gravissime condizioni. Meno 2 giorni a Pontide, gli assenti illustri fanno arrabbiare Salvini. Inaccettabile, Mario Conte in questo momento giusto compattarsi, io ci sarò, ma i mal di pancia vanno affrontati. Sui migranti il blocco navale non serve. Salme distrutto, spostate per fare posto ad altri. In Calabria i carabinieri scoprono lo scandalo. 16 persone arrestate, tra queste anche un medico legale che si trovava nel Vicentino. Autovelox killer, presidio dei multati davanti al comune di Cadone che chiedono una risposta al sindaco sull'annullamento delle multe dopo il consiglio comunale infuocato di mercoledì. Il calo degli iscritti scatena la guerra tra i comuni di Codevigo e Chioggia. Il primo non autorizza lo scuolabus per i bimbi che vanno a scuola a Valli e così il sindaco Armeleao li accompagna personalmente. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre anche questa sera con la tragedia di ieri a San Polo di Piave in provincia di Treviso, la tragedia accaduta in una nota cantina di San Polo. Il dramma è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza. L'autoclave intanto è stata posta sotto sequestro. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza dell'azienda vitivinicola Cadiraio riprendono proprio la zona dove è avvenuta la tragedia. Immagini già acquisite dagli inquirenti. In quei frame, gli istanti drammatici quando Marco Bettolini, 46 anni, entra nell'autoclave nel disperato tentativo di salvare l'amico e collega Alberto Pin, di 31 anni. Le indagini degli uomini dello Spisal e dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire il gravissimo infortunio sul lavoro. La cisterna è stata posta sotto sequestro. E si sta cercando di approfondire il perché queste 2 persone sono entrate nell'autoclave. Dalle prime informazioni che arrivano dalla polizia giudiziaria, in quell'autoclave non avrebbe dovuto entrarci nessuno della ditta e eventuali interventi manutentivi avrebbero dovuto essere effettuati da una ditta esterna specializzata. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Presto ancora per parlare di indagati, spiega il procuratore, che poi aggiunge. Indubbiamente per l'autopsia e per altri eventuali accertamenti verranno date le garanzie, gli avvisi previsti dalla legge a chi si trovava in posizione di dover garantire la sicurezza dei posti di lavoro. Questo non significa che questi soggetti siano responsabili, perché chiaramente ove dovesse dimostrarsi che c'è stata un'iniziativa assolutamente imprevedibile da parte delle vittime, il discorso scagiona i datori di lavoro alla catena. Ove invece si dovesse dimostrare che c'è una responsabilità da parte di chi aveva la direzione, le posizioni di controllo nell'azienda per questa attività pericolosa, allora si procederà di conseguenza. Perché si trovavano lì? Una domanda a cui si dovrà dare una risposta e che potrà chiarire il motivo che ha spinto Alberto ad entrare nell'autoclave. Le indagini sono solo all'inizio, fanno sapere dalla procura, mancano tasselli importanti per chiarire la dinamica della tragedia. E resta naturalmente anche questa mattina la disperazione all'interno dell'azienda di San Polo di Piave. Tutti sanno che non si deve entrare dentro l'autoclave, spiega l'avvocato di Cadiraio Andrea Franchin. Nessuno riesce a spiegarsi, continua il legale, perché loro esperti lo abbiano fatto. E lei è un collega di Marco? Un fratello sia di Marco che di Alberto. Quello di Marco però è stato un atto di eroismo, questo va detto. Sicuramente. Lo sguardo basso e gli occhi gonfi di pianto, troppo forte il dolore, così Andrea Zanella, un collega di Marco ed Alberto, i 2 enologi coinvolti nel grave infortunio. Un clima surreale, l'attività continua, ma il pensiero e la mente tornano a quegli istanti drammatici quando i colleghi sono stati trovati all'interno dell'autoclave. Da una prima ricostruzione, il 31enne Alberto Pin, esperto da tanti anni alle dipendenze dell'azienda, entra nella cisterna da una botola di dimensioni di 60 cm x 40,
forse per controllare qualcosa. È evidente che non è fatto perché l'uomo possa entrare, ma per fare operazioni da fuori, anche perché la forma stessa delle autoclavi è tale che si pulisce da sola, quindi non c'è una ragione per entrare. Poi aggiunge: nell'autoclave c'era verosimilmente, però non si sa ancora, una quantità di vino spumante e c'era una grandissima quantità di azoto, che è un gas che viene utilizzato per evitare che il vino evapori. E l'azoto evidentemente azzera l'ossigeno, per cui lui non si sa bene per quale ragione, perché è una cosa che tutti sanno che non si deve entrare in un'autoclave, per cui non riusciamo a capire la ragione per la quale lui sia entrato. È entrato nell'autoclave. In quegli istanti si è sentito male, forse ha perso i sensi. Immediatamente Marco Bettolini, 46 anni, di Bassano, è entrato a sua volta tentando di salvare il collega. In un attimo si è consumata la tragedia. Marco è caduto con il viso all'ingiù, annegando in meno di mezzo metro di vino. Il secondo è un eroe. Di fatto è veramente una cosa straziante e commovente anche per me che faccio questo lavoro. L'avvocato ci racconta la disperazione dei colleghi e degli stessi titolari. Loro, tutti insieme, ci dice, sono una famiglia. Loro avrebbero voluto questo, che il lavoro continuasse, che il progetto continuasse e che il loro sogno continuasse. Guardi, mi hanno parlato di Alberto, quello che adesso è in sala di animazione, come di un ragazzo. Ieri Simone mi ha detto: se tu potessi desiderare un dipendente vorresti lui, e dell'altro invece mi dice che era un uomo di una generosità incredibile. Siamo alla politica, mancano poco più di 24 ore a Pontida, dove scatterà la conta dei leghisti ribelli del Veneto. Inaccettabile che non si presentino, lunedì chiamerò gli assenti, ha detto Salvini. Io ci sarò, spero che i mal di pancia vengano affrontati, dice invece Mario Conte. Anch'io andrò a dare il via a camminare per la vita e poi partirò in macchina per andare a Pontida, dove usciremo con nuove idee, con nuove proposte. È sempre un momento di confronto, di incontro, dove l'obiettivo è quello di rafforzarsi. Ovvio che se ci sono dei mal di pancia devono essere affrontati. Io sarò presente a Pontida, spero che comunque Salvini mi chiami lo stesso. Si concede una battuta Mario Conte quando mancano ormai poche ore al raduno leghista per eccellenza, quella Pontida su cui aleggia il diktat di Salvini pronunciato a tavola con alcuni parlamentari leghisti. Inaccettabile che figure istituzionali siano assenti sul pratone. Lunedì chiamerò personalmente chi non si presenta. Le parole del leader, che nel Veneto, percorso da 1000 tensioni, hanno un loro peso specifico. Questo non lo so cosa voglia dire. Io credo che voglia fare, come dicevo prima, un richiamo al fatto che comunque avere un ruolo apicale, avere un ruolo dirigenziale all'interno della Lega ha comunque anche dei doveri. Comporta dei doveri soprattutto nei confronti dei militanti, e visto che Pontida è la festa dei militanti, credo sia giusto che tutti noi si sia presenti e si porti proprio rispetto nei confronti di quella che è la nostra base. E c'è chi giura che le parole di Salvini siano indirizzate tra gli altri a Federico Caner, l'assessore regionale che, se da un lato ha smentito il suo passaggio in Forza Italia, dall'altro non sta lesinando critiche alla gestione salviniana. La sua stessa presenza a Pontida è in bilico, ma non c'è solo Caner. Nel vortice restano i colleghi in giunta, Bottacin e Bulldog Marcato. Io voglio sperare che questi amici rimangano in Lega, che vadano a smentire con le loro azioni quelli che sono questi articoli, perché la Lega ha bisogno di loro. Quanto ai temi, il nodo migranti resta quello prioritario, con Salvini che ha annunciato una nuova linea dura con l'intervento, se necessario, della Marina Militare a bloccare i flussi. Molto più prudente Mario Conte. Quando si parla di blocco navale è una provocazione forte per dire dobbiamo mettere la parola fine a questi sbarchi, però mi rifiuto di pensare che Salvini voglia barattare gli sbarchi con il rischio di morte di queste persone. Lo conosco personalmente, lui questa sensibilità ce l'ha nei confronti degli immigrati, quindi voglio dire, io sono dell'idea che noi dobbiamo investire, perché queste persone fondamentalmente reclamano un futuro e noi dobbiamo cercare di creare le condizioni perché il loro futuro sia nei loro paesi. Una
notizia di sanità, perché martedì prossimo l'approvazione della delibera di giunta regionale creerà ufficialmente la figura dell'infermiere di famiglia. Il Veneto diventerà la prima regione d'Italia a dotarsi di questa nuova figura professionale, già operativa dallo scorso autunno nell'USL 1 Dolomiti. L'impiego sarà utile per la gestione dei bisogni di assistenza legati alla cronicità e alla fragilità e si rivolgerà a persone che non possono fruire dell'assistenza domiciliare integrata o alle gestioni in strutture intermedie residenziali o setting specialistici o per acuti. La formazione inizierà con circa 100 infermieri con incarico di funzione organizzativa e dirigenti delle professioni sanitarie, con altri 115 infermieri referenti per la formazione sul campo, con 1.800 infermieri del territorio. Salme distrutte o spostate illegalmente. Arriva fino al Vicentino l'indagine partita dal cimitero calabrese di Cittanova. 16 arresti tra le province di Reggio Calabria, Vicenza e Milano. Compare, chi dovrebbe salvare? Estumulazioni proibite, salme distrutte o spostate senza autorizzazioni per far posto a nuove sepolture. Con questa accusa i carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato 16 persone tra Reggio Calabria, Milano e il Vicentino. Diversi i video con cui gli investigatori hanno documentato le operazioni illecite. Un po' di pelle delle interviste per chi l'aveva, per esempio, dalla bande che stiamo cacciando il morto. Le operazioni illecite sarebbero avvenute nella provincia di Reggio Calabria, nascoste dietro la regolare gestione del cimitero di Cittanova, dove invece, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stata una gestione parallela e non autorizzata rispetto a quella del comune. Complessivamente 70 gli indagati per un'indagine che è arrivata fino al Veneto, nel Vicentino. Tra le 16 persone destinatarie di ordinanze di custodia cautelare, l'ex custode del cimitero, 3 imprenditori calabresi, amministratori di 2 imprese di onoranze funebri e alcuni insospettabili medici legali dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria che, chiamati a vigilare sulle estumulazioni e a eseguire visite necroscopiche, sarebbero stati pronti a sottoscrivere i verbali delle operazioni per come veniva loro dettato dagli appartenenti all'associazione. Altre volte, come documentato dagli accertamenti tecnici compiuti dai carabinieri, i verbali sarebbero stati compilati senza che il medico legale fosse presente sul luogo. Per 5 di loro il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Uno di questi medici legali è stato raggiunto dai carabinieri nel Vicentino, ad Arcugnano, dove si trovava accidentalmente. Oltre 460 le salme di cui si sono perse le tracce, soppresse o distrutte dagli odierni indagati che negli anni sono arrivati anche a impossessarsi dei tributi cimiteriali regolarmente versati ai cittadini, ma mai arrivati alle casse del comune e dello Stato. Assieme a loro altri 12 arrestati, professionisti, dipendenti pubblici che con le loro condotte o omissioni avrebbero consentito al sodalizio di acquisire la primazia in questo delicato settore dell'economia locale. Video shock sulla rotonda della Stanga a Padova. Una donna è ripresa mentre è aggrappata al cofano di un'auto. La follia dopo una lite per un banale incidente. Ora indaga la polizia stradale. Un video è diventato virale in un baleno. Una donna africana attaccata al cofano di un'auto in movimento sul fagiolo della Stanga a Padova. Un mistero che si risolve con l'arrivo di un secondo filmato. Eccolo. Lei non è matta. Quando vai con lei sopra la macchina di... Sì. E tu vai? Ma tu vai? Cazzo, devi stare attaccata sulla macchina. Lei infatti è che una macchina... No, non è così. Fermare l'aspirazione. Fermare l'aspirazione, lei ha detto no. Abbiamo lasciato il video con l'auto, una Giulietta che imbocca via Venezia. Pochi metri dopo lo stop all'interno di un distributore di benzina. Alla guida dell'auto scopriamo una donna italiana scossa e alterata tanto quanto la battagliera donna africana. A cercare di separarle il gestore dell'impianto Diego Cappellaro. Si sono fermati qui perché probabilmente la signora alla guida si è resa conto probabilmente che in un atto di follia è partita con la macchina a sentire lei e si sentiva minacciata da quest'altra signora. Ho cercato di far da paciere e ho visto che non si riusciva
da questa situazione, allora abbiamo chiamato il 113. Guarda la mia macchina, sbagliate tutti la mia macchina. No, anche io vai al lavoro. Solo gli agenti di polizia riescono a separare le due donne che continuano a beccarsi. L'incidente è accaduto lo scorso 6 settembre, un semplice urto nei pressi del piazzale Stanga per una mancata precedenza che ha coinvolto 2 auto guidate da 2 donne con successiva lite e partenza con una delle 2 sul cofano. 5 giorni di prognosi per la donna africana, mentre sull'incidente sta indagando la polizia stradale. Le era mai capitato di vedere qualcuno tra... Solo sui film. No, a me mi è mai capitato di vedere scene del genere. Comunque qui se ne vedranno ancora delle altre belle. Ecco. Restiamo in provincia di Padova, andiamo a Cadoneghe per il sit-in di protesta che non si ferma da parte dei multati dell'autovelox killer, sit-in davanti al municipio. Per noi ci sono Valentina Visentina e Federico Cibotto. Buonasera Valentina. Sì, buonasera, una cinquantina i multati che questa sera si sono ritrovati qui, le vedete alle mie spalle, davanti al municipio di Cadoneghe per un sit-in per chiedere un incontro ancora con il sindaco di Cadoneghe dopo il consiglio comunale piuttosto infuocato che si è tenuto mercoledì sera. Tante le storie che ci sono, un po' li conoscete, Andrea Rossi che ci ha raccontato spesso di quello che stanno chiedendo, qui c'è Antonio, ma questa volta chiedete ancora una volta al sindaco che cosa? Un annullamento, l'annullamento di tutte queste multe che stanno piovendo e a pioggia, e ricordiamoci che sono multe però che sono arrivate solo per 2 settimane di periodo, perché l'autovelox è rimasto acceso 7 settimane, questo riguarda solo 2, quindi meno del 30%. Tutto questo spolverone solo per questo numero che è destinato ad aumentare inevitabilmente. Quindi noi siamo qui pacifici, senza sigle, senza nomi, senza partiti, senza niente, solo per chiedere un annullamento totale e soprattutto gratuito, perché non ci devono essere altri costi. Anche perché velocissimamente chi ha infranto le regole, tra virgolette, ha superato di pochi chilometri, non stiamo parlando di persone che andavano a velocità elevate. L'enorme numero di persone, cioè la maggior parte delle persone che hanno preso la multa hanno superato il limite di 1-2 km orari, quindi siamo caduti tutti tremendamente in una grande trappola. È decisamente sproporzionato il numero. Ecco, avete sentito le loro voci, fra poco saliranno anche dal sindaco, vedremo se li riceverà. Nel frattempo questa è la situazione a Cadoneghe, pochi chilometri a Padova, un'altra serata calda che si preannuncia invece per la città, perché ci saranno invece 2 manifestazioni, una di Forza Nuova davanti all'aeroporto Allegri per protestare contro l'arrivo dei migranti che dovrebbero arrivare proprio in queste ore, e l'altra la contromanifestazione invece lanciata dai centri sociali, quindi una serata piuttosto movimentata anche per quanto riguarda la città di Padova. Intanto da Cadoneghe è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, Federico Cibotto, e grazie a questi cittadini. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con una vicenda che si svolge tra le province di Padova e Venezia. Da una parte il comune padovano di Codevigo non autorizza lo scuolabus per gli alunni che frequentano la scuola nel comune veneziano confinante di Valli di Chioggia, dall'altra il sindaco Armelao che accompagna gli alunni personalmente a scuola. Sono una mamma che ha scelto di portare la propria figlia a Valle di Chioggia, in quanto la scuola di Chioggia mi offre una possibilità di tempo pieno. La mia figlia ha iniziato la prima elementare e rispetto alle mie esigenze lavorative e personali, soprattutto anche con i contatti dei nonni, per la nostra famiglia la scuola di Valli è più consona a noi. E così hanno deciso di fare altre 17 famiglie di Codevigo, visto che il comune non offre loro un servizio di scuola a tempo prolungato, al contrario invece del comune confinante di Valli di Chioggia. Questo però ha sollevato una polemica sul servizio di trasporto pubblico scolastico, il cui transito sarebbe stato negato dal comune padovano, mettendo in difficoltà queste famiglie. Sulla mia pagina ho fatto vedere se è possibile che ogni mattina questi bambini praticamente siano obbligati a fare 300 metri a piedi per arrivare al confine di Chioggia, entrare nel territorio di Chioggia e aspettare lo scuolabus, dove potevano prima attenderlo
sotto la tettoia della propria abitazione, quando arrivava si fermava, raccoglieva il bambino e andava via. Così ci ha pensato il sindaco di Chioggia. Li ho solo raccolti da un punto e li ho portati 1 metro dopo il confine di Codevigo, di Codevigo, sono entrato nel territorio del comune di Chioggia e lì è arrivato lo scuolabus, li ha caricati tutti lì e li ha portati a scuola a Valli. Di fatto le famiglie in caso di necessità si organizzano, c'è poco da girarci attorno ai discorsi, quindi sembra quasi che si voglia fare un dispetto alle famiglie. Io credo che bisogna essere muniti comunque di buonsenso. In realtà il diniego di Codevigo si baserebbe su un accordo stipulato nel 2019 tra i 2 comuni e gli allora sindaci. Si sarebbero autorizzati solo i bambini che in quell'anno già usufruivano del trasporto scolastico dall'anno prima, tra l'altro non ufficialmente regolamentato, non lo è mai stato negli anni, e non si sarebbero più accettate nuove adesioni per nuovi iscritti. Questo a tutela di entrambi i comuni per le difficoltà ormai oggettive che tutti i comuni stanno soffrendo, soprattutto nelle periferie. Il calo demografico porta a una conseguenza drastica di chiusure di scuole o creazioni di pluriclassi. Mi arriva una richiesta di 18 bambini, quindi vuol dire che il comune di Chioggia non ha messo in pratica in questi 5 anni, 6 anni dall'accordo quanto era stato pattuito. Motivo per cui il sindaco ha preso questa posizione, ma da Chioggia arriva una proposta di collaborazione. Noi come comune abbiamo un servizio di scuolabus che mettiamo a disposizione delle famiglie, loro pagano una piccola quota, il resto lo mettiamo noi come comune e andiamo a prendere i bambini nella frazione di Conche. Basta poco, se serve questa convenzione io sono pronto anche oggi pomeriggio a scriverla insieme al sindaco di Codevigo e a costruirla assieme. È tutto, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo. Previsioni per sabato 16 settembre. Il tempo si mantiene buono sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto qualche nebbia mattutina in pianura e occasionali piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime sui 14-20 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulle prealpi nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, tempo in parte soleggiato con bassa probabilità di rovesci. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.